Buonasera da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Tragedia a Licata, morta una bimba di 7 anni dopo un malore in mare, inutili tentativi di soccorso in spiaggia, la piccola è deceduta prima di essere trasferita in elisoccorso al Sant'Elia di Caltanissetta. Gravi vessazioni, umiliazioni di 3 ragazzi a un compagno di scuola durante una gita degli studenti dell'Istituto Tecnico di Furcisiculo nel Messinese. I video degli atti di bullismo finiscono in rete, la procura apre un'inchiesta, i 3 responsabili non sono stati ammessi agli scrutini. Catania svolta nelle indagini per risalire agli autori della sparatoria in Piazza Montana. Intanto a San Giovanni Galermo la polizia scopre e sequestra 11 kg di marijuana. Nuova lettera anonima con insulti e minacce per la sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo. La missiva recapitata al comune dell'Agrigentino è stata consegnata ai carabinieri. Continua la protesta per l'emergenza idrica nell'Agrigentino. Dopo Licata anche Canicattì è scesa in piazza per chiedere più acqua e servizi adeguati ai cittadini. A Salina, tra il fascino delle olie e il richiamo della storia del cinema, il Mare Festival premia le attrici Aurora Quattrocchi e Chiara Francini. Calcio, il Catania è pronto a ripartire dall'asse direttore sportivo allenatore, in pole per la panchina Caserta con De Giorgio in alternativa. Entrambi hanno lavorato con Varrà come DS. Ben trovati, purtroppo apriamo il nostro telegiornale raccontandovi di una tragedia che si è consumata oggi pomeriggio. Una bambina di 7 anni di Ravanusa è infatti morta dopo un improvviso malore sulla spiaggia di Marianello a Licata. Sono stati inutili i tentativi di salvarla. Il servizio è di Rita Cinardi. Una corsa disperata contro il tempo che purtroppo non è bastata a salvarle la vita. Una bambina di 7 anni originaria di Ravanusa è morta nel pomeriggio sulla spiaggia di Marianello a Licata. Secondo quanto emerso nelle ore successive alla tragedia, la piccola avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia. La bambina, che avrebbe già avuto alcuni problemi di salute, sarebbe stata colpita da un attacco cardiaco. Immediato l'intervento delle persone presenti, che hanno iniziato le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Dalla centrale operativa del 118 è stato disposto l'invio di un'ambulanza che ha trasportato la bambina all'ospedale di Licata e contestualmente è stato attivato anche l'elisoccorso decollato dalla base di Caltanissetta, che avrebbe dovuto trasferire la piccola all'ospedale Sant'Elia, ma quel trasferimento non è mai avvenuto. La bambina, nonostante tentativi dei sanitari per salvarle la vita, è morta all'ospedale di Licata. Una tragedia che ha sconvolto le comunità di Ravanusa e Licata e gettato nello sgomento le tante persone che hanno assistito ai drammatici momenti dei soccorsi. Altra tragedia oggi in Corso Umberto a Taormina, dove una turista straniera di 59 anni è morta, si è accasciata dopo essere stata colta da un improvviso malore. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 sul posto, che è stato transennato in attesa del medico legale. Una storia grave, una storia di bullismo che arriva da Furcisiculo, siamo nel Messinese. 3 studenti vessano e umiliano pesantemente un compagno durante la gita scolastica. Gli abusi vengono ripresi, i video finiscono in rete. La procura ha aperto un'inchiesta, intanto la scuola ha bocciato i 3 ragazzi. Ci racconta questa brutta vicenda Emanuela Corsi. Bullizzano il compagno e la scuola li boccia. Una pena esemplare, quella deliberata dal Consiglio d'Istituto della Salvatore Pugliatti di Furcisiculo, a seguito di gravi fatti avvenuti durante una gita scolastica che si è trasformata in un incubo per uno studente di 17 anni. Protagonisti di questa vicenda sono 3 ragazzi, un maggiorenne e 2 minorenni, che frequentano l'istituto tecnico del piccolo comune del Messinese. Durante il viaggio di fine anno in Campania avrebbero preso di mira un compagno, costringendolo a subire atti di bullismo e pesanti umiliazioni, riprese con i cellulari e finite su chat e Instagram. Sono stati i genitori del 17enne, una volta scoperta la vicenda, a presentare la denuncia ai carabinieri. La Procura dei minori di Napoli e la Procura di Salerno hanno aperto un'inchiesta, mentre la scuola ha già preso i suoi provvedimenti. I 3 studenti non sono stati ammessi agli scrutini. Noi continueremo a monitorare questa situazione, la famiglia ha interesse e ha tutto il diritto di costituirsi poi parte civile, perché si tratta di gravi atti di bullismo nei confronti
confronti di un ragazzo che ha trascorso un periodo che doveva essere certamente una gita di istruzione, quindi un periodo di spensieratezza, un periodo anche di allegria, in un vero e proprio trauma per 4 lunghi giorni. Nella vicenda sarebbero coinvolti anche altri giovani che avrebbero ripreso e diffuso gli abusi. A Catania sono ad una svolta le indagini per risalire ai protagonisti dello scontro a fuoco in piazza Beppe Montana a Trappeto Nord. Intanto a San Giovanni Galermo la polizia scopre un maxi carico di marijuana che sequestra. Tonino De Mano. Il cerchio si stringe sulla sparatoria di Trappeto Nord con la squadra mobile di Catania che sembra avere individuato alcuni dei protagonisti del conflitto a fuoco avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Il grave episodio sfociato nel sangue potrebbe essere legato a tensioni riconducibili al mondo dello spaccio. Ad aprire il fuoco sarebbero stati alcuni giovani a bordo di uno scooter che a sua volta avrebbero subito l'immediata reazione di uno dei ragazzini. Una trentina i bossoli rinvenuti a ridosso di piazza Beppe Montana unitamente ad una pistola, forse caduta per terra durante il fuggi generale. Uno di questi sarebbe il figlio di un noto pregiudicato ritenuto figura di spicco nel mondo dello spaccio nella zona di Trappeto Nord. A San Giovanni Galermo invece il fiuto del cane poliziotto Ares ha permesso di scoprire e quindi di sequestrare un maxi carico di marijuana oltre 11 kg in un nascondiglio tra sterpaglie e rifiuti di ogni genere. È in questo terreno, poco distante da via Capopassero, che Ares ha individuato il carico, indirizzando gli agenti della squadra cinofili e delle volanti verso le buste che vedete. Con ogni probabilità la sostanza stupefacente era destinata a rifornire le piazze di spaccio del quartiere e il conseguente sequestro ha consentito di sottrarre alla criminalità locale una fonte certa di illecito guadagno. Adesso a Palermo il giudice convalida altri 4 fermi nell'ambito dell'escalation criminale. Domani in prefettura, comitato per l'ordine e la sicurezza alla presenza del ministro Piantedosi. Marco Carli. Convalida di altri 4 fermi dopo l'escalation criminale nella zona nord di Palermo. È arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari, disposta la misura cautelare in carcere dei 2 giovani che il 29 aprile hanno sparato con un Kalashnikov contro un'abitazione di via Don Minzoni. Si tratta di Danilo Dignoti e Dionisio Mineo. Stessa decisione per Massimo Gioè e Riccardo Civiletti, entrambi facevano parte del commando che il giorno dopo ha cercato di uccidere in via Montalbo a colpi di pistola Danilo Dignoti. Sono accusati a vario titolo di tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. Nell'ambito degli stessi accertamenti sono stati fermati altri 4 ragazzi accusati di tentata estorsione. Sabato il giudice aveva convalidato i provvedimenti e disposto il carcere anche per loro. La spirale di violenza ha visto un altro episodio giovedì con il danneggiamento di una decina di auto parcheggiate nel deposito di Sicily by Car, la società di autonoleggio per cui si tratta della terza intimidazione subita dall'imprenditore Tommaso Dragotto a cui è stata assegnata la scorta. Lunedì a Palermo, comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con la presenza del ministro dell'Interno Piantedosi. I commercianti, esasperati dall'escalation di incendi dolosi e racket, hanno chiesto da tempo a gran voce un intervento massiccio dello Stato. Una lettera anonima con insulti, frasi volgari è stata recapitata al sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo. Non è la prima minaccia ricevuta. Sul caso indagano i carabinieri, ma sentiamo Davide Sarto. Ancora minacce a un sindaco siciliano. Nel mirino è finita Margherita La Rocca Ruvolo, primo cittadino di Montevago nell'Agrigentino e deputata regionale di Forza Italia. Una lettera anonima contenente insulti e frasi volgari è stata recapitata al comune. Non si tratta del primo episodio. Nel 2023 erano già arrivate altre 2 lettere minatorie. Ancora più grave quanto accaduto nel febbraio del 2022, quando alla sindaca fu recapitata una busta con alcuni proiettili insieme a un santino della Madonna delle Lacrime e a una foto di Papa Francesco con una bambina in braccio. La nuova missiva è stata subito consegnata ai carabinieri di Montevago, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all'autore. Solidarietà da Forza Italia e dal presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia al Parlamento siciliano, ha parlato di un vile attacco chiedendo di risalire ai responsabili. Galvagno ha espresso vicinanza alla sindaca denunciando il clima sempre più pesante nei confronti degli amministratori locali e invitandola ad andare avanti con la consueta determinazione.
Una tragedia nel palermitano, operaio forestale muore spegnendo un incendio boschivo a Borgetto, aperta un'inchiesta per accertare le cause del decesso. Il servizio. Primi roghi boschivi della stagione e subito una tragedia. Un operaio forestale di 61 anni, Alfonso Musso, è morto a Borgetto, nel palermitano, durante l'operazione di spegnimento di un incendio in via Benvenuto Cellini. Il rogo, alimentato da sterpaglie secche, si stava propagando minacciando di raggiungere alcune abitazioni e per questo motivo erano intervenute le squadre d'emergenza. E a quel punto che sono entrati in azione gli operai del distaccamento forestale di Borgetto. Secondo le prime indagini, Musso si sarebbe accasciato al suolo durante l'intervento, forse per un malore provocato dalle esalazioni dei fumi sprigionati dall'incendio. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale civico di Partinico. Nonostante i tentativi dei medici per l'operaio, non c'è stato nulla da fare. La procura ha disposto il sequestro della salma. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Borgetto. Cordoglio è stato espresso dal sindaco Roberto Davì e dall'amministrazione comunale. Musso lascia una moglie e 2 figli. E adesso la crisi idrica nell'Agrigentino, dopo Licata, anche Canicattì scende in piazza, stanchi appunto i cittadini di avere i rubinetti a secco in casa. Sentiamo. Ancora piazze piene nell'Agrigentino. Dopo Licata anche Canicattì scende in strada per chiedere acqua nelle case. Una protesta forte e sentita. Centinaia di persone si sono radunate nella villa comunale del Viale della Vittoria. Qui cittadini e famiglie hanno denunciato i disagi quotidiani legati alla carenza idrica. La manifestazione è stata promossa dal Comitato Civico Acqua Bene Comune. Legalità. Incomincia dal prefetto, dalle istituzioni. Il primo è il sindaco, che sta facendo gli interessi dei privati e non gli interessi dei cittadini. Al centro del confronto il regolamento approvato dall'ATI, un provvedimento che impone alle abitazioni delle zone periferiche non servite da rete idrica e fognaria la stipula di un contratto con AICA, la società che gestisce il servizio. In assoluto dispregio di questa città come di altre città, vedasi Licata, vedasi Ravanusa, vedasi Agrigento, non sono più rappresentative ATI e AICA, le governanze, non sono più rappresentative e non hanno titolo per garantire un servizio istituzionale, l'incolumità, la salute, hanno fallito purtroppo finanziariamente, produttivamente, economicamente. Nel sit-in si è parlato anche delle autobotti AICA richieste come unica alternativa possibile. La protesta ora potrebbe continuare. Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, denuncia l'aria sempre più irrespirabile, chiede al Ministro dell'Ambiente di fermare gli impianti del polo petrolchimico da dove arrivano i forti odori di idrocarburi. Sentiamo Francesco Aloi. Basta puzza. Non poteva essere più diretto di così il sindaco di Priolo Gargallo, che dice basta ai continui miasmi delle raffinerie. La sua richiesta: fermare gli impianti per poi farli ripartire gradualmente, in modo da capire da dove arrivino i cattivi odori. Per capire qual è la motivazione per cui ogni giorno, ormai una costante, in questa città di Priolo ci sia una puzza così violenta da portare i bambini anche al vomito costante e continuo. Il sindaco ha messo tutto nero su bianco in una lettera indirizzata anche al Ministero dell'Ambiente. Abbiamo inviato una lettera di richiesta di intervento al Ministero dell'Ambiente, all'assessore regionale, al prefetto, per conoscenza del Presidente della Confindustria e per conoscenza alla Procura, chiedendo che siano fermati gli impianti. È una delle richieste. Tra Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa la situazione sta diventando sempre più insostenibile, in quello che da molti viene definito il quadrilatero della morte. Chi abita nella zona è stanco di questa situazione. A testimoniarlo sono anche i tantissimi messaggi sotto al post pubblicato dal sindaco su Facebook, tanto che ci sarebbero gruppi di residenti pronti a scendere in piazza. Vogliamo sapere chi fa questa operazione di produrre un lezzo maleodorante e veramente ignobile e vergognoso. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco, andremo a Marina di Ragusa per la 17ª edizione di A Tutto Volume Libri in Festa, tra poco.
E siamo tornati in studio, andiamo a Marina di Ragusa nell'ambito della 17ª edizione della rassegna Tutto Volume Libri in Festa a Ragusa. Il cantautore Pacifico ha portato in prima nazionale uno spettacolo dedicato a Ornella Vanoni, diario sentimentale di una donna libera, un viaggio tra musica e parole. Veronica Barbarino. Si fa così, rossetto cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Pacifico in prima nazionale racconta Ornella Vanoni a Marina di Ragusa. Per la 17ª edizione di A Tutto Volume Libri in Festa a Ragusa, l'autore, cantautore e amico di lunga data di Ornella Vanoni ha accompagnato gli spettatori in un viaggio fatto di aneddoti, ricordi personali e momenti di autentica ironia. Ci si era portato dietro un amico, magro, nervoso, stortigliaccolo, masone, più discreto. Sembrava capitato lì per caso, in realtà era un gigante. Il suo spettacolo, diario sentimentale di una donna libera, ha conquistato il pubblico. Sul palco è emersa l'Ornella privata, che in famiglia veniva chiamata semplicemente Ornellina, una ragazza curiosa e inquieta, molto lontana dall'immagine pubblica della diva. Poi la trasformazione nell'icona della canzone italiana, infine il ritorno all'essenza più autentica, una donna capace di prendersi poco sul serio, brillante e vicina alla gente. Tra un racconto e l'altro, le canzoni più amate del repertorio della Vanoni hanno trasformato la serata in un omaggio elegante e partecipato, che ha saputo fondere letteratura, musica e memoria. Adesso andiamo a Salina per il Mare Festival che tra gli altri ha anche premiato due attrici molto brave, Aurora Quattrocchi e Chiara Francini. Le ha incontrate Eva Spampinato. Non solo memoria ma anche talento, carattere e storie di donne che hanno lasciato il segno sul grande schermo. A Salina il cinema italiano si racconta attraverso interpreti capaci di attraversare generi, epoche e linguaggi diversi. Io ti ho visto in Gioia Mia, sei fantastica, film è bellissimo. Tra queste Aurora Quattrocchi, volto simbolo del cinema siciliano, neo vincitrice del David di Donatello come miglior attrice protagonista e premiata anche al Mare Festival. Certo, il Davide è importante, ma il premio Massimo Troisi per me è proprio che uno si fa tanta. Tra l'altro l'occasione del premio Massimo Troisi qui a Salina ti porta ad essere seduta allo stesso tavolo con Marco Risi. Ma questo è Massimo Troisi, perché poi in effetti io ci credo sopra ogni cosa. Regista di Meris per sempre che tu hai interpretato. Certo, sembra veramente che ci siano dei fili. Hai esordito con Marco Risi, Meris per sempre. Ti rendi conto? Io non avevo fatto mai provini, non me ne interessava niente, non ne facevo cinema, non mi passava manco per l'anticamera. Poi lui mi vide e mi disse subito va bene, per me va bene, la mamma di me. Disse ma come ci fa? Cioè io sono rimasta... E da lì è nato tutto. E da lì è nato tutto. Tra i premiati di quest'anno anche Chiara Francini, attrice e scrittrice che ha saputo conquistare pubblico e critica passando con naturalezza dalla commedia ai ruoli più intensi. Io credo che il cinema, come i libri, come lo spettacolo, siano degli affreschi. Un affresco lo si guarda, ma di fronte ad un affresco si deve anche necessariamente riflettere, anche quando è un affresco divertente. E quindi credo che il cinema, anche quando è intrattenimento, come ci insegnano i grandi maestri e i grandi artisti come Troisi, debbano anche, tramite la risata, non dare delle risposte, ma magari farci fare le domande giuste. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi torneremo per il calcio con Catania e Palermo. E siamo tornati in studio, subito al calcio, iniziamo dal Catania, i nomi per la panchina sono praticamente ridotti a 2, parliamo di Caserta che resta il favorito, oppure si parla di De Giorgio. Il Catania vuole costruire comunque un asse vincente con il direttore sportivo Varrà. Entrambi i due allenatori che vi ho citato hanno già lavorato con lui. Marco Carli.
Il Catania riparte dall'asse forte DS e allenatore. Questa è l'intenzione, che ha già un primo protagonista, Varrà, da tempo operativo, si attende l'ufficializzazione. Il secondo, l'allenatore, arriverà. Il ruolo vede un favorito, Caserta, e un secondo candidato, De Giorgio. Sarebbero in ribasso le figure di Tomei e Diana. Comunque sia, dunque, si torna al punto di partenza. L'asse forte, direttore sportivo e tecnico, indispensabile per fare bene. Che sia Varrà Caserta o Varrà De Giorgio, stiamo parlando di binomi già rodati, il primo nell'esperienza beneventana, il secondo a Potenza. La scelta dipende dal progetto da sposare. In questo il Catania ha cambiato regime per farla semplice, impostando i contratti su una parte variabile, diciamo premiale, che ha un peso maggiormente significativo rispetto al passato. In sintesi, sposi il progetto per portarlo alla vittoria ed essere premiato o confermato. Caserta, che avrebbe chiesto un numero comunque importante di giocatori nuovi, era e resta il prescelto. De Giorgio, che crescerebbe di livello da una C con obiettivi moderati ad una C a vincere, ha comunque tanti estimatori. I tempi si entrano nella settimana decisiva, anche se per gli equilibri dei vari campionati e anche delle scelte, il responso del 16, con le iscrizioni che tireranno una linea al netto dei ricorsi, potrà far rivedere i progetti di alcune società. Ma un dato è pressoché certo: il peso dell'asse DS allenatore, che a Catania potrebbe fare la differenza. E adesso al Palermo, che lavora e che ha in atto alcune trattative, tra quelle in atto il difensore del Como Cassandro, e per il centrocampo si lavora sull'idea Romano, di proprietà della Roma. Per Brunori c'è la fila di pretendenti. Marco Gullà. L'inizio del ritiro è ancora lontano, ma il direttore sportivo rosanero Carlo Osti vuole consegnare a Pippo Inzaghi una squadra già quasi pronta. Ecco perché si lavora a fari spenti su alcune trattative che potrebbero già essere definite nei prossimi giorni. La prima è quella per Tommaso Cassandro del Como. Il nodo è il prezzo. Il club lariano chiede 3 milioni di euro. Il Palermo però vorrebbe limare la cifra. Inzaghi ha però dato il suo placet all'acquisto del calciatore, che già conosce molto bene la categoria, avendo indossato per 2 stagioni la maglia del Catanzaro. Tra i profili finiti sotto osservazione della dirigenza rosanero c'è anche quello di Alessandro Romano, centrocampista classe 2006, rientrato alla Roma dopo l'esperienza in prestito allo Spezia, sul quale è forte l'interesse di Torino e Bologna e ha una valutazione che si aggira fra i 7 e gli 8 milioni di euro. A centrocampo rimane viva la pista Marius Marin, svincolato, e Simone Trimboli del Mantova. Reparto offensivo, resta da monitorare la situazione in merito all'Eduaron. La sua permanenza non può essere considerato una certezza. Il DS Osti valuta come alternativa Stefano Moreo, apprezzato per la sua duttilità e conoscenza delle richieste del tecnico. Jonsen invece viene considerato una certezza per il futuro del Palermo e sarà un punto fermo nella prossima stagione. Per Brunori invece c'è la fila. Oltre a Sampdoria e Modena, l'attaccante interessa anche alla neopromossa Vicenza. E non ci sono altri aggiornamenti, dunque il nostro telegiornale finisce qui. Grazie a tutti voi per averci seguito e una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.